Sigilli posti, struttura messa sotto sequestro. Il nido privato operava con assenza di registrazione sanitaria e mancanza di autorizzazione all'esercizio per il servizio educativo sociale rilasciato dalla Regione, nonché del registro di autocontrollo. I carabinieri del NAS con i tecnici dell'US2 durante normali controlli volti a verificare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali, lo scorso 8 maggio sono intervenuti all'asilo nido Pollicino di Vittorio Veneto, procedendo per le diverse irregolarità al sequestro amministrativo dell'intera struttura ritenuta abusiva. I 33 bambini che frequentano l'asilo di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni sono stati riaffidati alle famiglie. Abbiamo capito che la questione è prettamente di ordine amministrativo e naturalmente c'è un po' di disagio in città rispetto appunto a questa chiusura momentanea. Auspichiamo quanto prima la sistemazione e che il regolamento sia attuato. Ci stiamo anche noi confrontando con gli uffici dell'US per capire appunto le dinamiche, per capire le tempistiche. Naturalmente sono 33 famiglie che sono senza un servizio e quindi auspichiamo quanto prima l'attuazione e la riapertura del servizio. Intanto l'amministrazione si sta attivando per capire come intervenire a supporto dei genitori. Stiamo valutando l'ipotesi e attivandoci anche con i nostri uffici delle politiche sociali per capire appunto cosa fare. Certo è che non è una situazione facile da affrontare. 600.000 euro il valore della struttura sequestrata, saranno contestate violazioni amministrative per circa 5.000 euro.